Un momento importante oggi qui dentro il carcere Petrusa, incontrare tanta gente, dare loro il battesimo e la cresima, ma momento anche significativo alla chiusura dell'anno giubilare. Sì, perché credo che anche nel carcere vengono fatti positivi, come è stato detto, no? E questo è stato bello, che alcuni detenuti abbiano scelto di cresimarsi, addirittura di battezzarsi, fa dire come il Signore anche in questi luoghi opera, ma forse è un invito perché noi vediamo questi luoghi con occhi diversi, perché noi dietro quelle mura crediamo che è un mondo a parte, sono fratelli nostri che forse hanno bisogno di sentire più l'affetto per cambiare il cuore e non soltanto il giudizio. Anche il Papa ha dedicato una giornata a loro, anche una delegazione di Agrigento c'è stata qualche settimana fa. Ma questo sì, anche perché Gesù è stato un carcerato, ha subito un processo, è stato condannato, è morto tra due malfattori e lui sino alla fine ha avuto una parola di speranza. Infatti il malfattore che riconobbe in lui la possibilità di un amico si sentì dire oggi con me sarà in paradiso. Un momento importante questo anche per un'istituzione, il carcere come Petrusa, e aprire alla stampa, aprire alla gente e aprire anche alla Chiesa con la chiusura dell'anno giubilare oggi. Sì, la settimana scorsa, se non ricordo male, abbiamo avuto gli onori della cronaca per le carenze che abbiamo in questo istituto. Oggi gli onori della cronaca li abbiamo per un evento veramente che ha riempito i nostri cuori di tanta gioia e di felicità. I problemi ci sono parecchi, l'impegno c'è, la volontà, ecco, di migliorare questa struttura e di dare delle opportunità ai detenuti, perché il periodo di vita in carcere per espiare una pena sia un'opportunità perché vengono restituiti alla società, ecco, come persone capaci di rispettare le regole della civile convivenza. La struttura Petrusa ha sempre avuto il pallino di essere aperta all'esterno. Noi operatori interni abbiamo da tempo cercato di portare il carcere fuori e praticamente l'opinione pubblica dentro per vivere concretamente quella che è la realtà. Gli operatori non sono coloro i quali propinano soluzioni, non sono coloro i quali mettono in atto, come devo dire, possibilità occupazionali all'esterno, eccetera, e quant'altro. Gli operatori danno delle opportunità, le opportunità se poi non sono supportate dal territorio ci mettono in grandissima difficoltà. Voi dovete soltanto pensare che quello che state vedendo, questo buffet, è frutto praticamente di un'attività scolastica che è stata una scommessa vinta iniziata nel 2003 di portare avanti un ragionamento di un corso professionale alberghiero. È un momento di festa, un momento di gioia e senza una indispensabile quotidiana collaborazione tra il personale che lavora, il personale docente che lavora in questa struttura per questi studenti ristretti e il personale tutto dell'amministrazione della struttura del carcere Petrusa. Non ci sarebbe consentito portare questa idea anche di scuola come valore, scuola in cui è possibile pensare ad un riscatto, ad una possibilità di reinserimento lavorativo, e per il nostro istituto, che è anche un istituto ad indirizzo professionale, diciamo enogastronomia e sala, è importante che i nostri alunni in questo momento facciano un'esperienza, un'esercitazione pratica. Hanno allestito uno spazio di degustazione